Pari, 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 pari. Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda. Polpo, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Bene, bentornati a Perseghi. Oggi a Perseghi, il programma dove le domande sono dolci come una pesca, ma con un nocciolo bello duro, ospitiamo una figura del panorama politico veneto, che negli ultimi anni si è distinta per il suo impegno all'interno delle istituzioni regionali. Nata a Motta di Livenza, dopo un percorso di studi nell'ambito delle scienze sociali e politiche, ha approfondito i temi dell'innovazione, del lavoro e dello sviluppo dei territori, costruendo un profilo che unisce ricerca, partecipazione e azione politica. Il suo impegno prende forma nel mondo dell'attivismo civico, per poi tradursi in un percorso politico definitivo nell'area progressista, con una particolare attenzione ai diritti, alle politiche giovanili e alla giustizia sociale. In Consiglio regionale del Veneto si è distinta come voce di opposizione, intervenendo nel dibattito su temi cruciali come la sanità pubblica, il consumo di suolo, il modello di sviluppo economico, le disuguaglianze territoriali e sulla casa, portando avanti una linea spesso critica nei confronti delle scelte della maggioranza. Una presenza riconoscibile per il suo approccio diretto, per la capacità di coniugare visione politica e lavoro sul territorio e per l'attenzione alle trasformazioni sociali in atto. È con noi Elena Ostanel. Bene, ciao Elena. Buongiorno. Noi di solito facciamo una domanda a rompighiaccio. Difatti, cosa hai mangiato oggi? Per fortuna avevo avanzato del risotto col porro perché non ho fatto a tempo di cucinare, quindi per fortuna ci sono gli avanzi del giorno prima. E grazie per la presentazione, davvero bella. Ebbene Elena, allora partiamo da qui. Cosa fa concretamente un consigliere regionale d'opposizione oltre alle sedute in aula? Allora, le sedute in aula sono tanta parte, però un consigliere di opposizione cerca, almeno per come la vedo io, di essere un tramite tra i territori e quell'aula del consiglio, perché l'aula di quel consiglio ha un sacco di potere. Gestiamo, non noi, ma la maggioranza, 18 miliardi di bilancio e quello che facciamo ormai da 6 anni è provare a fare in modo che le persone nei territori, nei comuni, in particolare quelli più piccoli, ma non solo, possano sapere e anche partecipare alle scelte che vengono prese da questa maggioranza, o meglio, partecipare all'opposizione alle scelte di questa maggioranza, quindi essere un tramite, un filo, quindi stare tanto sui territori. Questo è un po' il lavoro che proviamo a fare. E in aula cercare di portare sempre concretamente una voce alternativa a chi da 20 anni governa questa regione, io penso sbagliando tante delle partite importanti, e lo si vede sempre di più. In una regione guidata da anni dalla stessa parte politica, stessa maggioranza, come fa un'opposizione incidere davvero sulle scelte politiche della regione? Ma prima di tutto penso cercando di portare la verità dentro quell'aula. In secondo luogo cercando di spingere su dei fatti concreti, dei dati veri. Prima nella presentazione mi è piaciuta perché si diceva unire il profilo di ricerca e azione politica, cioè cercare di far capire
alla maggioranza delle persone che vivono in Veneto che quello che sta succedendo in questa regione, oltre a tante cose di cui immagino poi parleremo, ha un filo conduttore unico. È come se il Veneto stesse in piedi per lo sforzo delle persone che vivono in Veneto, sia che facciano impresa, sia che facciano attivismo, sia che facciano volontariato, sia che siano dei commercianti, sia che lavorino in fabbrica. Sta tutto sulle spalle delle persone. Quello che invece noi abbiamo provato a dire è che il Veneto, se fosse governato da una regione che si occupa davvero delle persone, farebbe sì che le persone facessero non solo meno fatica a fare quello che fanno, ma ci sarebbero molte meno diseguaglianze. Quindi come si fa ad incidere? Portando fatti concreti e spingendo verso la verità. Alcune cose le abbiamo portate a casa in questi anni importanti. Faccio un esempio su tutti. Abbiamo fatto la riforma degli ambiti territoriali sociali, una riforma epocale che ha fatto la maggioranza. Noi in opposizione abbiamo portato a casa il fatto che i servizi sociali non vengano privatizzati, mettendo nero su bianco quello che invece poteva accadere se non l'avessimo fatto, che anche le aziende che gestiscono i servizi sociali potevano diventare for profit, quindi di profitto, e io penso che la sanità pubblica e i servizi sociali non debbano mai andare in mano al privato. Veniamo a un altro dei temi importanti, insomma, di cui si occupa la regione, il tema dell'abitare, della casa. Ecco, riguardo all'emergenza abitativa in Veneto. In Veneto ci sono affitti alti, no, e poche soluzioni pubbliche. Che cosa state proponendo come opposizione? Sì, questo è un tema fondamentale. Mi viene da dire in introduzione, per risponderti, che noi dovremmo prima di tutto rendere consapevoli tutti quelli che ci ascoltano che oltre all'emergenza climatica, di cui forse, spero, ormai abbiamo preso consapevolezza, siamo in un'emergenza abitativa. Quando vivevo a Toronto, una delle cose che mi aveva sconvolto era che si parlava di housing crisis, no? Quando io ero arrivata dicevo la crisi abitativa e c'erano mobilitazioni fortissime per il diritto alla casa. Io credo che oggi in Italia siamo arrivati più o meno qui. Allora, il tema della casa è fondamentale e prima di dirvi le proposte, vi voglio anche dire che negli ultimi 5 anni, quindi nel mandato precedente, non siamo mai riusciti a vedere una maggioranza che si occupava di casa. Non abbiamo visto dei provvedimenti specifici, non abbiamo visto nessun piano casa approvato, non abbiamo visto dei finanziamenti specifici per la rigenerazione del patrimonio ERP. Per anni in ogni consiglio provavo a portare questo tema. Adesso nella nuova legislatura quello che proponiamo, riprendendolo anche dal mandato precedente, è di approvare subito un piano casa speciale che abbia quindi delle risorse speciali, che abbia 2 grandi filoni. Il primo è la rigenerazione del patrimonio pubblico ERP, in una regione che ha un patrimonio sfitto altissimo, siamo quasi al 20%, 18 erotti, mentre ci sono altre regioni vicine a noi, penso all'Emilia Romagna, che non hanno minimamente questa percentuale di case sfitte. Quindi servono dei soldi veri, reali, per riuscire a ristrutturare il patrimonio pubblico e rimettere in graduatoria tutte quelle persone che oggi aspettano una casa pubblica ormai da anni. La seconda grande proposta, diciamo, di questo piano casa è riuscire a dare una risposta alle fasce grigie, quelle persone che stanno in una situazione economica che non gli permette di fare la domanda nelle case pubbliche, ma che allo stesso tempo non la trovano più nella casa privata, però questo lavoro sulla fascia grigia non può essere fatto se non si fa il primo punto, perché quello che abbiamo detto al presidente Stefani da quando si è insediato è che occuparsi della fascia grigia senza occuparsi di chi aspetta una casa pubblica ormai da anni significa contrapporre, mettere in conflitto 2 popolazioni che non stanno bene, mentre noi dobbiamo rigenerare patrimonio ERP e dare soluzioni anche a chi oggi non riesce ad accedere a nessuno delle 2 fasce. E terzo ed ultimo, e chiudo, la regolamentazione degli affitti brevi per quei comuni che lo vogliono fare, quei comuni sotto pressione abitativa e anche sotto pressione turistica e ovviamente della presenza magari di tante popolazioni di studenti che oggi fanno sì che la casa, penso al comune di Padova ma non solo,
costi talmente tanto che è diventata inaccessibile anche perché non si regolamenta il mercato degli affitti brevi e abbiamo una proposta a nostra prima firma in Consiglio regionale proprio su questo. Ecco, da quello che hai detto mi sembra che la regione scarichi, insomma, anche in base a un po' alla mia esperienza da consigliere comunale, molto sui comuni, no, sul tema della casa. Qual è invece secondo te la principale responsabilità regionale proprio su questo tema qui? C'è qualcosa che non è stato fatto di urgentissimo che appunto tra le varie priorità che hai identificato? Ma se pensiamo solo che nei 5 anni precedenti non si sia messo un fondo specifico per la casa, potrei finire la mia risposta così. L'assessore Corazzari, che aveva la delega nei 5 anni precedenti, non ha mai portato a casa una riforma della legge sulla casa, nemmeno un piano casa con dotazione economica e finanziaria degna di questo nome. Quindi cosa facevano i comuni? Rimanevano da soli alla faccia dell'autonomia. Cosa significa? Facciamo un esempio, fondo morosità incolpevole, e sicuramente da consigliere comunale lo hai visto. Quando il governo Meloni ha tagliato il supporto ai comuni per riuscire a dare un supporto a chi non riusciva a pagare l'affitto, la giunta regionale ha mandato una circolare, una lettera agli amministratori dei comuni del Veneto dicendo: beh, adesso arrangiatevi. In dialetto io dico sempre in aula la parola rangeve, perché secondo me è uno dei motti, diciamo, purtroppo del governo leghista, cioè agli amministratori comunali si scarica la palla mentre si evoca l'autonomia. Quello che invece avremmo dovuto fare e la maggioranza non ha fatto era integrare con propri fondi il fondo morosità incolpevole, cioè dare un supporto a quei comuni che cercano di rispondere alla marginalità abitativa, perché altrimenti troviamo sempre di più persone che non riescono a pagare l'affitto, che non riescono a pagare la rata del mutuo e che sostanzialmente poi sono in carico ai servizi sociali del comune, con sempre meno fondi da gestire da parte dei comuni perché il governo di destra continua a tagliare il trasferimento ai comuni. Ecco, così diciamo le persone più fragili non riescono assolutamente a gestire la situazione e anche chi sta in quella fascia di classe, diciamo la media, che fino a qualche anno fa avremmo chiamato come classe media, si sta impoverendo. Vi do un dato. Nel documento di economia e finanza che abbiamo approvato a bilancio proprio nelle scorse settimane, il 12% dei veneti non arriva a fine mese e questo dato sta crescendo e in particolare i giovani sono una delle fasce della popolazione che è più povera, che ha il lavoro più precario. Quindi noi abbiamo un Veneto, e faccio questa metafora per chiudere, che non so se avete visto il film Le città di pianura, che a me è piaciuto molto. Non possiamo più vedere il Veneto solo come questa cartolina che fa vedere Piazza San Marco e le Dolomiti nel fenomeno dello stravedamento, no? Come se tutto fosse lucido, perfetto, bellissimo. Dobbiamo iniziare a vedere le fragilità, noi le abbiamo sempre viste ovviamente, senza dire che tutto il resto non esiste, esistono anche delle grandi eccellenze in Veneto ovviamente, però chi fa politica, io penso, si dovrebbe occupare molto di chi fa più fatica e non vedere solo quello che luccica, perché poi non luccica più così tanto. Ok, e ora entriamo su un tema molto, molto difficile, il futuro della regione, i giovani. Sempre più giovani lasciano il Veneto. Quanto pesano le politiche regionali su questa fuga? Ma come sta affrontando la regione questa emergenza e come affronteresti te se fossi in maggioranza questa emergenza? Allora, anche qui siamo una delle poche regioni che non ha una legge specifica a tutela dei giovani. Cosa vuol dire avere una legge? Perché tante volte no, sì, non è così facile comprenderlo. Significa avere nel bilancio che dicevo prima dei 18 miliardi un capitolo di bilancio dedicato alla spesa per i giovani. Perché far politica non è solo parlare, no? Occuparsi delle questioni e provare a creare dibattito. Fare politica significa mettere a terra delle soluzioni per chi vogliamo rappresentare. Allora, finché i giovani non hanno una legge dedicata con un capitolo di bilancio che abbiamo stimato essere necessario attorno ai 7 milioni di euro l'anno, quindi su 14 miliardi, su 18 miliardi,
7 milioni sono assolutamente una cifra fattibilissima con un investimento minimo da parte della Regione. Non abbiamo questa legge perché il Veneto negli anni precedenti, da quando appunto abbiamo il governo di destra leghista, ha sbagliato proprio il punto d'entrata. Cioè, cosa diceva? Beh, l'emigrazione non è un problema del Veneto, è un problema nazionale. E fino a qui noi possiamo anche dire, ok, è vero, cioè l'Italia ha un problema di emigrazione giovanile purtroppo, quindi il governo, di nuovo, i governi che si sono susseguiti avrebbero dovuto occuparsene. Ma la regione del Veneto, assieme a altre regioni, anche del nord, penso alla Lombardia, sta perdendo di più di altre regioni. Perché? Perché abbiamo un sistema anche formativo eccellente, le università, insomma, del Veneto lo sono, che forma tantissime persone che scappano all'estero perché qui non trovano le stesse condizioni lavorative e anche salariali. Quindi la narrazione è stata, beh, lasciamoli andare via perché si formino, e io fino a qui posso anche avere un minimo, diciamo, di accordo perché sono stata a Toronto a vivere e quindi l'ho fatto anch'io. Però cosa mi è capitato a me? Io ho potuto rientrare perché qualcuno ha investito, in questo caso l'Unione Europea, su una borsa di rientro per un cervello, il mio in questo caso, che stava all'estero e che poi ha cercato di rientrare in Italia. Ecco, io questa cosa l'ho proposta alla Regione del Veneto anche qui, tutto il mandato precedente, ma l'ho riproposta anche adesso. Nella legge dedicata ai giovani si creino dei meccanismi specifici per dare ai giovani alcune opportunità chiare. Il primo è la possibilità di avere degli incentivi per il rientro per chi è all'estero. Perché dico incentivi per chi è all'estero? Perché sempre di più sono all'estero. Ormai è come se avessimo una generazione che è fuori e che noi dobbiamo far rientrare, se vogliono e se lo vorranno, attraverso delle borse di rientro o attraverso anche degli incentivi fiscali per alcune delle loro attività. Tanti tornerebbero se ci fosse la condizione. Il secondo tema di questa legge sui giovani è la parte invece dedicata alla casa. Anche qui ne abbiamo parlato prima, dobbiamo garantire la possibilità di avere ad esempio un accesso anche qui al mutuo e non solo, anche alla casa, facilitato da enti regionali come fanno altre regioni. E in ultimo luogo, un tema di cui si parla poco è anche la qualità della vita rispetto alle politiche culturali. Io penso che tantissimi ragazzi e ragazze in Veneto fatichino, io vengo da Motta di Vivenza, fatichino a stare anche nei comuni di nascita perché è più difficile accedere ad alcune opportunità banalmente anche culturali, di crescita, di formazione, di scambio, di pensiero. E mi piacerebbe che ci fosse una casa di quartiere in ogni piccolo comune, un luogo di ritrovo, un luogo che fa cultura, sperimentazione, perché il Veneto deve essere sempre, no, uno di quei luoghi dove magari tutto si concentra nelle città, ma nella città diffusa del Veneto c'è una strada, come ha fatto vedere sempre il film che cito, che mi piace tantissimo, e un passaggio. Si dovrebbe poter anche stare bene. I comuni che lavorano in questo senso investono sulle politiche culturali e io penso che la regione lo potrebbe fare. E invece cosa ha fatto questa regione per anni? Oltre a sbagliare proprio lo sguardo, no? Il punto d'entrata, non ha investito, non ha creato una legge e ha continuato a occuparsi invece di quelli che sono i veneti nel mondo emigrati tanti anni fa. Lì abbiamo messo dei soldi. Io davvero questo non l'ho capito in questi anni, o meglio lo posso capire perché sono bacini elettorali, ma io spero davvero che chi fa politica non la smetta di farla per qualche voto in più di pancia e inizi a pensare invece alle giovani generazioni come davvero quelle su cui investire per il nostro futuro. Quello che noi proporremmo, e lo abbiamo già fatto, è un testo di legge che ha nostra prima firma, quindi la mia e Carlo Cunegato di Alleanza Verdi Sinistra, è firmata da tutte le altre opposizioni, quindi abbiamo avuto la firma ovviamente del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Reti Civiche, quindi insieme abbiamo fatto una proposta unitaria che dia al Veneto
una legge sui giovani. Mi viene da dire anche una cosa positiva: l'ultimo bilancio c'è stato l'impegno da parte di questa giunta di arrivare all'approvazione di un testo, quindi vedremo poi la prova dei fatti, però per ora credo li abbiamo spinti fino a convincerli, ora vedremo fino a dove loro arriveranno. Praticamente mi ha già risposto alla seconda domanda, però sulla priorità io ti inserirei un altro tema, una priorità sui giovani, le dipendenze. Perché la politica si occupa poco delle dipendenze? Perché sembra che questa maggioranza abbiano una cultura dello scarto verso chi ha bisogno? Perché sappiamo che le dipendenze non sono solo tossicodipendenti, sono l'alcolismo, c'è il gioco e via discorrendo. Perché sembra quasi che abbiano una cultura dello scarto? Guarda, su questo tema, Roberto, hai proprio ragione. Tra l'altro pochi giorni fa ho parlato con un padre che ha un ragazzo in comunità e esattamente abbiamo parlato di questo. Allora, io penso ci sia da un lato una sottovalutazione del tema e dall'altro il fatto che è meglio nascondere quello che dà fastidio piuttosto che vederlo e prenderlo in carico, ed è un atteggiamento che io non ho mai accettato e in particolare per quanto riguarda le dipendenze penso sia davvero controproducente e sbagliato. Facciamo l'esempio, ad esempio, diciamo, delle dipendenze da strada che stanno aumentando, lo dicono i dati, in particolare nelle città capoluogo, ma non solo. Ho avuto modo di lavorare ad esempio qui a Padova, in ambito, diciamo, prima di essere eletta nella parte più di attivismo nel quartiere della Stazione, dove avevamo visto tantissimi purtroppo giovani avvicinarsi alla tossicodipendenza di strada. Io credo anche qui di nuovo che la regione dovrebbe fare quello che fanno altre regioni, finanziare stabilmente le unità di strada dei comuni. Tanti comuni le hanno, tanti comuni non le hanno perché gli mancano i soldi, dove equip multidisciplinari, a partire da chi sa fare presa in carico, assistenti sociali, psicologi di comunità, persone che lavorano anche nella presa in carico della marginalità grave, possano davvero costituire delle equip che lavorano sulla prevenzione in loco, non tanto e solo negli uffici, quanto nelle città e nei territori, perché se noi facciamo questo riusciamo a prevenire. Se non lo facciamo avremo i dati che crescono sempre di più, perché il disagio, quando aumenta il disagio, purtroppo, ed è un dato, aumentano anche le dipendenze di qualsiasi tipo di sostanza, non solo ovviamente di droghe che fanno alterare. E poi magari parliamo anche di altro, ma il tema vero è che lasciare soli i comuni su questo tema e non investire è un grave errore, e sottovalutazione e necessità di non guardare quello che dà fastidio, cosa che invece si deve fare quando si fa politica. Ok, Bene. grazie. Io verrei cambierei argomento su un'altra domanda, un altro tema che ha affrontato sempre la Regione Veneto nell'ultima legislatura. Il fine vita, no? Che è un argomento che divide molto. Che ruolo può avere, secondo te, una regione senza entrare in conflitto con le leggi nazionali? Prima di tutto quello che chiedeva il progetto di legge di iniziativa popolare, che ricordo ha raccolto più di 9.000 firme e che abbiamo supportato fortemente la scorsa legislatura, chiedeva una cosa molto semplice, lo chiede ancora perché è depositata di nuovo e noi la sosteniamo con forza, di avere delle procedure chiare e tempi certi. Quindi la Regione cosa può fare, anche in base alla sentenza della Corte Costituzionale recente? Può dare una procedura formalizzata a tutte le ULSS del Veneto, può garantire dei tempi certi, di modo che chi fa richiesta di una procedura di un accompagnamento alla morte dignitoso, fine vita, e magari ha una patologia che non gli permette di stare in vita per più di, facciamo un esempio, 3 mesi, non abbia la risposta quando è troppo tardi. E questo è accaduto in aula, io l'ho ribadito al presidente Zaia la scorsa legislatura, c'erano delle risposte che arrivavano troppo tardi e noi questo non lo possiamo permettere, perché c'è una sentenza della Corte che chiede alle regioni di fare il proprio
E noi abbiamo un progetto di legge che spero tornerà presto in aula per la discussione, richiesto da più di 9.000 veneti con la loro firma, e ricordiamo un tema trasversale. I sondaggi dicono che sono a favore di avere una norma nazionale, ma anche una procedura regionale, non solo gli elettori, diciamo, dei partiti a cui apparteniamo, quanto anche trasversalmente alle altre forze politiche. Questo è il classico caso in cui la società civile è più avanti delle forze politiche che la compongono. Bene, la liste civiche, la lista civica e la politica. Quale ruolo dovrebbe avere la lista civica rispetto ai partiti all'interno di un contesto politico sano? E che rapporto c'è oggi tra queste due realtà? Allora, io ho tanto ragionato su questo tema. A me piace pensare alle forze partitiche come una piattaforma. Penso che ci sia un gran bisogno da parte proprio dei corpi intermedi politici di aprire, no? Di rappresentare anche chi magari non si sente di appartenere, diciamo, con un'iscrizione. Allora, quello che penso è che il ruolo delle liste civiche oggi sia, uno, profondamente politico, nel senso che il civismo, e noi lo siamo sempre stati, l'abbiamo sempre interpretato come un civismo di sinistra e come un civismo che mette al centro, diciamo, i temi e il rapporto con le comunità. Cosa può fare? Può aiutare le forme partito ad essere quella piattaforma, cioè per riuscire ad arrivare di più e, diciamo, con gli stessi ideali, a raggiungere anche chi pensa o chi magari non si sente per forza vicino a una forma organizzata come un partito. Quindi vedo una forte collaborazione, osmosi, no? In questa idea del partito piattaforma, di un luogo di rappresentanza che si deve aprire. Basta vedere quello che è capitato a New York. È vero che il Veneto non è New York, ma quello che è stato fatto da Mamdani è stato all'epoca proprio questo, no? Pensare che un forte sguardo politico, in quel caso socialista, si unisse ai movimenti, ai corpi anche appunto civici, li chiameremmo in maniera diversa, ma la sostanza è la stessa, e ha aperto un percorso di partecipazione enorme, no? Che ha cambiato il volto della rappresentanza di una città. Io vedo nel civismo questo, un alleato e una forza enorme. C'è qualcosa che vorresti dire al tuo partito, ma che non dovresti dire? Ma in realtà no, nel senso che forse quello che potremmo dirci è esattamente questo, cioè proviamo a fare in modo, io ho un grande cruccio, no? Come facciamo a fare in modo che le persone che pensano che chi fa politica, in particolare chi fa parte di un partito, diciamocelo, che sia qualcosa di sporco, diciamolo come va detto, brutto. Tante volte mi è capitato in campagna elettorale di avere una prima reazione quasi, no, di oddio, mi sta parlando un politico, no? E solo quando si riesce a uscire da questo registro e a far vedere la propria umanità, a dire guardi, sì, ma io lo faccio perché penso che serva un servizio, lavoro all'università, cerco in qualche modo di raccontare che sono una persona normale, allora lì si apre, no? Un dialogo e anche una relazione anche di fiducia. Quello che forse si potrebbe dire non tanto al mio partito, ma penso a tutti i partiti, è quello di cerchiamo insieme un modo per non narrare più che chi fa politica è sbagliato e narrare invece la politica come un servizio. Come anche qui ricito il Canada perché per me è stato molto importante come servizio, civil servant. A me piace tanto questo termine inglese, no? Essere a servizio del pubblico. Anche chi fa politica dovrebbe essere, per me, dovrebbe essere questo. E penso che in questa maniera, se ce lo diciamo appunto al campo progressista in generale, potremmo raggiungere anche un grande risultato nelle prossime elezioni nazionali, cioè quello proprio di riavvicinare le persone che non ci credono più, non votano più, ma non dirglielo e basta, riavvicinarle davvero, perché se continuiamo solo a parlare di loro, ma non ci siamo e non stiamo davvero nei processi,
la cosa non cambierà, mentre noi dobbiamo in qualche modo invece essere diversi. Bene, passiamo allora all'ultima domanda che facciamo sempre al nostro ospite, che è una domanda uguale sempre per tutti. Allora, c'è un gesto semplice, concreto, che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già domani per migliorare il proprio territorio? Sì, secondo me andare assolutamente a informarsi banalmente attraverso la visione di un consiglio comunale. Io ho un altro dei crucci che ognuno c'ha le sue fisse. Immagino che i consigli comunali, che per noi che diciamo in qualche modo ci occupiamo di politica, sappiamo cosa sono, no? Li vediamo, c'è un ordine del giorno, si discutono delle cose, noi più o meno li abbiamo visti e frequentati. Io penso che dovremmo aprirli di più e quindi consiglierei a una persona, chiunque ci ascolti, di iniziare a guardare l'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e di andare perché è aperto e pubblico, occuparsi della politica della propria città. Si può partire anche banalmente da questo. Posso dirne un secondo o ce n'è solo uno come No, poi ipotesi? un attimo sul consiglio comunale, però non pensi che anche il consiglio comunale dovrebbe essere un pochino più aperto ai cittadini? Perché tu vai a sentire il Assolutamente. consiglio regionale e il consiglio, qualsiasi consiglio comunale, e non sai quello che c'è dietro perché vengono discusse proposte che i consiglieri sanno, ma che il cittadino non sa. Assolutamente. Anche qui stiamo lavorando, quindi lo dico in anteprima, a una proposta di legge perché è un tema che è emerso da tutta la rete degli amministratori con cui stiamo costruendo una rete appunto su Padova e provincia e non solo, esattamente quello che dici tu. Quindi quello che stiamo provando a fare è cercare di lavorare sulla democrazia partecipata dei comuni. E quindi quello che io ho detto prima ovviamente è un tentativo di dire alle persone avvicinatevi. Il punto vero è che dovrebbe essere il comune che si avvicina e anche il suo consiglio comunale. Per farlo penso che anche qui la regione dovrebbe dare proprio, come dire, non dico delle linee guida, ma delle norme. Ti faccio l'esempio dei consigli comunali in streaming. Non tutti i comuni lo hanno, cosa che dovrebbe essere fatta, diciamo, quasi ex legge per la trasparenza. In tanti siti comunali è impossibile trovare l'ordine del giorno di cui parlavo prima. Anche la documentazione istruttoria dovrebbe essere resa pubblica, può essere resa pubblica in maniera più semplice. Queste sono azioni importantissime e in più, come hanno fatto altri comuni magari un po' più grandi, la partecipazione attiva attraverso proprio delle assemblee. Penso alle assemblee per il clima che sono state fatte in tanti comuni, che una regione potrebbe finanziare, ad esempio. Anche qui avevamo un testo di legge, ma non è stato approvato, dando dei finanziamenti proprio per la partecipazione dei cittadini alle scelte dei loro comuni. Quindi sì, concordo Gianluigi. La seconda cosa che La volevi seconda è dire? andare a manifestare per chiedere che finiscano le guerre, perché questo è l'altra grande urgenza che abbiamo. Ogni volta che c'è una manifestazione, qualsiasi cosa succede, io cerco di andare, perché la domanda che si fanno tutte le persone è: ok, ma io cosa posso cambiare andando, no? Andando lì a manifestare? Si cambia tantissimo, si cambia tantissimo. Bisogna far vedere i propri corpi e provare così ad andare contro alle persone che oggi guidano in maniera veramente violenta e pericolosa gli Stati Uniti d'America, Trump e tutti, diciamo, quelli che lo stanno seguendo, fargli capire coi nostri corpi che noi non lo accettiamo. E quindi l'altra grande richiesta, se posso fare a chi ci ascolta, è: quando vedete una locandina, un momento di fiaccolata, di manifestazione, di marcia, andate, anche se vi chiedete ma cosa cambia? Cambia. Ecco qua, grazie a Elena, grazie Davide, grazie anche a Roberto. Finisce questa puntata di Perseghi. Vi ricordo che potete ascoltare anche le puntate precedenti sul sito di YouTube di Radio Nostra. Ascoltatele e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Andiamo con la sigla. Ciao a tutti. Grazie.
Pari, pari. Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.